Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Scusate ragazzi, sono ancora con questa recensione di Poképark 2 data da me, Pokédeox. Comunque ragazzi, innanzitutto incominciamo dal dire, introduciamo che è una storia e l'obiettivo in sé per sé è cioè nel senso avere nelle statistiche tutte le medaglie. In quel momento avete completato il gioco al 100%. Ovviamente la storia ci sarà, vabbè, ok. Ci sono i Pokémon da fare amicizia, ovviamente più amici avete meglio è. Comunque, allora, al Parco dei Desideri ci sono i super giochi che comunque dovete affrontare e anche addirittura sconfiggere i proprietari di questo super gioco e anche del Parco dei Desideri. Infatti si chiama Poképark 2, il mondo dei desideri, ma proprio per questo. Comunque, le sfide che vi propongono i Pokémon sono le seguenti. Allora, lotta, iniziamo dalla più celebre, in cui ci saranno 2 barre di energia, che comunque voi dovrete ridurre quella dell'avversario a 0, mentre e cercare di non farvi azzerare la vostra. Comunque poi c'è anche acchiappello, nascondino e il quiz. Ci sono tanti, il quiz è uno dei miei giochi preferiti, le mie sfide preferite. Poi c'è il nascondino, la lotta e poi l'acchiapparello. Poi incominciamo a dire i Pokémon, cioè che c'è la gara di lotta. Ok, la gara di lotta, dove dovete sconfiggere 30 Pokémon, ma in un round la barra di energia non dovrà essere ricaricata. Quindi con 3 Pokémon dovrete riuscire a vincere l'energia, ad utilizzare l'energia, a non perdere la vostra, a non perdere, perché ragazzi potrebbe pure capitare che voi vincete i primi 2 round, ma quelli là vi hanno fatto a rasoio la barra e voi potete pure perdere al secondo round, ma se siete abili allora potreste farcela con la barra a rasoio. Comunque, poi ci sono gli scrigni che contengono oggetti da collezione e gli oggetti da collezione possono essere scambiati con altri Pokémon. Ad esempio ecco qua la mia collezione. Un trucco per avere una collezione molto corposa è quello di andare a, magari fate molte sfide e poi arrivate a 99.000 bacche, vabbè pure prima, ma comunque sulle 80.000 ci giriamo, e poi andate a fare gli scambi con i Pokémon, e comunque la collezione diventerà molto corposa. Attenzione perché c'è un limite di un solo, ad esempio, guardate, collezione, io di pietre salate non ne posso avere di più, quindi lo consiglio per tutti voi, è quello di raccogliere molte bacche e poi di aumentare la vostra collezione. Intanto ecco qua un bel scambio. No, ho perso, proprio un secondo. Allora, poi le bacche si guadagnano vincendo queste sfide che ho elencato, e poi con le bacche ci potrete potenziare. Ragazzi, quindi il verdetto è che per me questo gioco andrebbe veramente giocato, è molto carino,
dà molte soddisfazioni perché ci sono molte parti difficili. Incontrerà pure i Pokémon leggendari di Unima. Cioè, vabbè, ve li svelerò durante la guida che farò. La guida sarà ovviamente completa, quindi non mancherà nella gara di lotta, faremo amicizia con tutti i Pokémon. Poi le medaglie non so se ce le farò ad avere tutte perché neanche qui ci sono riuscito ad averle tutte, infatti vabbè. Ok, quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!